se penso alla costruzione dell'alleanza, i primi nomi, le prime sigle che mi vengono in mente non sono di partito. Mi viene in mente subito Emergency e Gino Strada, un'idea forte di lettura del mappamondo, dell'asse militare e bellicista su cui ha ruotato il mappamondo in questi anni in cui si è parlato addirittura di guerra infinita. Penso a Don Luigi Ciotti e a Libera, al tema della legalità vissuta come costruzione di un'antimafia sociale, di un'antimafia dal basso, mentre lo Stato troppo spesso costruiva le proprie compromissioni indecenti con gli uomini del clan e delle mafie. Penso a Carlo Petrini a Slow Food, la contestazione di una modernità oscena, di una modernità che non ha rispetto per la vita e per il vivente, che ci produce organismi geneticamente modificati e un mondo market in cui nulla è sacro, tutto è merce. Penso a Lorella Zanardo, che ha con il suo documentario Il corpo delle donne, con il suo libro, aperto un cuneo straordinario dentro il perbenismo maschilista e dentro una fase in cui il genere maschile si vendica con gli omicidi seriali di donne, si vendica della perdita di quel senso di onnipotenza con cui aveva dall'alto delle torri del patriarcato governato la storia del mondo. Insomma, questi sono i principali partner per costruire il cantiere dell'alternativa. Li vedo subito fuori dal palazzo dei partiti. Certo che i partiti sono importanti, sono essenziali, però se ogni partito non è in grado di cogliere la propria inadeguatezza e la inadeguatezza complessiva del sistema dei partiti a generare un'istanza sana di cambiamento, appunto, ripeto, non ce la faremo, ma la domanda di buona politica è forte nella società. Appunto, i fenomeni che di tanto in tanto si determinano, fenomeni di auto-organizzazione, di battaglia orizzontale, sono un danzare, talvolta persino isterico, delle forze migliori della società civile attorno alla società politica, alla sinistra, con quella domanda che dice perché non fai una cosa di sinistra, che significa perché nel tuo discorso politico tutto è prosaico, tutto è prosa cinica e non diventa mai un principio di cambiamento che coinvolge la vita. Appunto, io lo dico così, so che sono colpevole di una specie di reato, porto abusivo di poesia, sono colpevole e recidivo, ma penso che la politica debba essere pensata come il luogo in cui gli esseri umani incontrano quello che Ernest Bloch chiamava il principio speranza, cambiare i rapporti di produzione, cambiare le forme dell'organizzazione sociale, diciamo contrastare quella quota strutturale e istituzionale di violenza che opprime gli uomini e le donne del tempo nostro. Si può fare, se non si può fare, e io, diciamo, dovessi esserne informato che non si può fare, ne trarrò le conseguenze. La politica a me non interessa, se non è questo. Se la politica è il gioco delle belle statuine, la trovo disgustosa e noiosa e non mi interessa, tanto più che le belle statuine sono pure brutte. Se la politica invece è un movimento di trasformazione reale ed è una capacità di osmosi tra chi sta dentro al palazzo e chi sta fuori, se noi siamo la capacità di connettere la politica alla vita quotidiana, allora ci sto, se no non ci sto. Parlare di politica confrontandosi con la macchia di petrolio nel Golfo del Messico significa scantonare dalla realtà e fare lirismo o significa essere appena adeguati alla realtà? La realtà ci dice che siamo dentro un cortocircuito della storia umana che è drammatico, che è ultimativo. La questione ambientale non può essere considerata un diligente emendamento alla vita sociale ed economica così com'è, ma è, lo vorrei dire con il linguaggio del Vecchio Testamento, è un punto assoluto di conversione, proprio perché siamo in una cornice apocalittica, c'è bisogno di introdurre, di inglobare la natura, l'ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità come i nuovi punti di riferimento fondamentali della progettazione economica e sociale.
Se non facciamo questo, anche le buone maniere tra noi del centro-sinistra, quando anche riuscissimo a non litigare, non servono a niente. L'ambiente, il lavoro, la libertà dei soggetti, che sono uomini e donne, il rispetto delle diversità, sono appunto le parole chiave del nuovo vocabolario, non solo utili a vincere le elezioni, ma utile a cominciare il cammino di un nuovo millennio. Ecco, questo io vorrei contribuire a fare. Berlusconi è dentro una situazione di straordinaria sismicità, è prigioniero dentro Palazzo Chigi, è un po' come Montezuma prigioniero nel suo castello, e il Fernando Cortés dei tempi nostri è il ministro Giulio Tremonti. Ha imprigionato Berlusconi, il quale prova disperatamente a recuperare i pezzi fondamentali del suo genere letterario. Il suo genere letterario è il populismo, e però a poco, di fronte a manovre finanziarie che massacrano il popolo, i discorsi populistici rischiano di non essere più efficaci. In più, Tremonti chiede esplicitamente di cambiare genere letterario, si traveste da Quintino Sella, devo dire che non ne ha il fisico né la tempra, e tuttavia siamo dentro una fase di rigorismo liberista. Bene, Berlusconi in più ha l'assedio determinato dal fatto che è finito il centrodestra. È cominciato da un anno almeno il posizionamento e le guerriglie relative al dopo Berlusconi. Lui vive un affanno drammatico, vi è pure una divaricazione strategica all'interno del centrodestra. Insomma, mi pare che siamo all'inizio della fine e che il tracollo è segnato da un clima di decadenza dei costumi, di decadenza morale, come quando cadono gli imperi. Questo è un impero un po' da operetta, e però il corredo, diciamo, di scandali è impressionante, sono scandali terribili, sono scandali la cui indecenza è senza termini di comparazione con altre parti del mondo. Sono scandali terribili, i principali poteri dello Stato sono circondati da mafiosi, camorristi, 'ndranghetisti, massoni deviati, faccendieri, affaristi, una pletora di figure neocriminali che, diciamo, tessono la tela di un patto scellerato tra poteri leciti e poteri illeciti. Questo è molto grave, ed è molto grave dentro questa vicenda, per esempio, la storia terribile di Marcello Dell'Utri. Sono molto gravi le storie dei dossier e dei dossieraggi. È molto grave vivere in una Repubblica in cui la lotta politica si fa con mezzi estranei a quelli previsti dalla civiltà democratica. Davvero c'è da aver paura. La sinistra ha avuto il torto di abbandonare per lungo tempo il tema della questione morale, di pensare che fosse una bandiera moralistica e non una bandiera invece legata a un'idea della democrazia. La questione morale si affronta rendendo trasparenti i procedimenti amministrativi, consentendo il controllo sociale sugli atti della pubblica amministrazione. Se l'immoralità pubblica è una patologia tanto devastante da configurarsi come una epidemia, la cura è soltanto nella democrazia, nello sviluppo della democrazia. E invece noi viviamo in un paese in cui ogni giorno la democrazia viene vissuta dal premier e da una classe dirigente come un impaccio, come un fardello, come un trabocchetto. Hanno paura della democrazia perché la democrazia è il principio dell'alternativa al berlusconismo. Vedo che il ministro Tremonti, il ministro Sacconi e compagni pensano che la modernità assomigli molto alla servitù della gleba, a una forma di caporalato planetario, alla perdita di quelle tutele sociali e sindacali che hanno costituito la parte migliore del Novecento.
uccidere il contratto collettivo di lavoro, uccidere l'idea che nel lavoro il lavoratore deve vivere con pienezza di diritto la propria cittadinanza, significa appunto uscire dal Novecento, ma non per andare verso il futuro, per andare verso un passato selvaggio. Io credo che noi abbiamo bisogno più che di logge, abbiamo bisogno di strade, abbiamo bisogno non di circuiti segreti, ma abbiamo bisogno di piazze, abbiamo bisogno di voti e prima dei voti abbiamo bisogno di volti, abbiamo bisogno soprattutto di reincontrare questa giovane generazione, quella che Banca Italia dice perderà per sempre l'appuntamento con la propria collocazione produttiva, cioè perderà per sempre l'appuntamento con il futuro. Noi siamo una società di morti. L'Europa è diventato un continente vecchio e cattivo e l'Italia brilla per la sua vecchiezza patetica, sottoposta a molti lifting, e per la sua cattiveria sociale. E noi abbiamo bisogno invece di ricostruire a partire da quella generazione che oggi è condannata alla morte civile della precarietà a vita, e dovremmo come primo atto dire, ecco, noi abbattiamo quel muro, noi diciamo che la precarietà è un'indecenza, noi vogliamo ricostruire un rapporto tra libertà e lavoro, perché questa era la migliore storia del Novecento e questa non potrà che essere la migliore storia da raccontare nel futuro. Ho fatto 24 figli con 12 donne. I call myself a exotic escort. Well, I got shot like 2 times. Come essere contro la pioggia. Anybody can buy a gun in the streets. Torture. Centenas more ever. Senza censure.